Adesso il tema della sanità con le terapie immuno-oncologiche che stanno dando risultati sorprendenti per la cura di alcuni tumori, in particolare quelli al polmone e melanomi. Ma altre sperimentazioni sono in corso con risultati molto incoraggianti, sul piatto anche il tema dei costi che però devono essere accettabili. Stefano Edel. In Italia sono stati calcolati nel 2016 quasi 366.000 nuovi casi di tumore e allo IOV, l'Istituto Oncologico Veneto che ha sede a Padova, sono dai 3.000 ai 3.500 i nuovi pazienti che si presentano. Curarli costa, ma le terapie immuno-oncologiche, a cui è stato dedicato un apposito convegno, promettono benefici duraturi e la speranza di una sopravvivenza a lungo termine e di qualità. Ma oltre ai risultati positivi per i tumori al polmone non microcitoma e per i melanomi, le sperimentazioni in corso riguardano altre patologie gravi. Tutto ciò è sostenibile, professor Pierfranco Conte? Si parla anche di sostenibilità, cioè qual è il modo migliore per rendere questi farmaci, che sono purtroppo anche molto costosi, sostenibile a un sistema sanitario. E il modo migliore è quello di creare dei percorsi assistenziali, perché è inutile parlare di un farmaco innovativo molto potenzialmente efficace se poi magari c'è un ritardo diagnostico, oppure c'è un ritardo nell'intervento chirurgico, oppure l'intervento chirurgico è stato fatto da un chirurgo non adatto, oppure è sbagliata la diagnosi istologica. Ecco, tutti questi elementi che fanno parte del percorso di cura sono fondamentali. Angelo Del Favero è il direttore generale dell'Istituto Superiore di Sanità. Si spende meno in relazione ovviamente ai risultati nelle regioni più virtuose come il Veneto, la Lombardia, l'Emilia Romagna, la Toscana, che nell'Italia del Sud, in cui ovviamente il livello delle cure è in molti casi più modesto, non all'altezza della situazione, e si spende purtroppo di più.